Vendeva acqua altamente contaminata da batteri coliformi, per questo a Porto Empedocle un venditore abusivo è stato denunciato dai carabinieri alla procura di Agrigento. L'uomo, durante uno dei tanti controlli eseguiti dai militari dell'Arma che stanno cercando di contrastare l'abusivo approvvigionamento idrico che avviene anche in siti non autorizzati, è stato trovato non in possesso delle prescritte autorizzazioni igienico-sanitarie dell'ASP e comunitarie. Gli accertamenti eseguiti dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento hanno fatto emergere che l'acqua che veniva rifornita ad un esercizio commerciale era altamente contaminata da batteri coliformi. Oltre al reato di vendita di acqua in cattivo stato di conservazione, all'uomo è stata elevata una sanzione da 9.000 euro per violazione delle norme igienico-sanitarie. Pochi giorni dopo, lo stesso venditore è stato sorpreso mentre riforniva le cisterne della propria autobotte con acqua prelevata da una sorgente risultata essere contaminata. Sia il mezzo che le cisterne d'acqua sono stati sequestrati e dopo una nuova, la seconda nel giro di pochi giorni denuncia, sono state elevate sanzioni per complessivi 21.000 euro.